Preside, un incontro oggi con Dacia Maraini, con i ragazzi per le varie iniziative che state organizzando da un punto di vista culturale al Liceo Empedocle. Sì, oggi per noi è un momento veramente importante, direi quasi storico, perché stiamo incontrando una delle scrittrici certamente più importanti della letteratura italiana, che ricordiamo chiaramente anche dai banchi di scuola. Per me è una delle mie scrittrici preferite, basta ricordare ad opere come La lunga vita di Marianna Ocria, quindi sicuramente, e tante altre ne sono succedute, è una scrittrice che ha segnato la sua epoca e oggi noi abbiamo non solo l'onore ma anche il piacere di ospitarla, anche per un doveroso omaggio alla memoria, in quanto il libro che oggi lei presenterà è proprio una rievocazione del periodo che visse da bambina in un campo di concentramento nel 1943, proprio perché i suoi genitori, pur essendo in Giappone, si rifiutarono di riconoscere la Repubblica di Salò e per questo furono imprigionati, e lei pure con le sue sorelle. Naturalmente siamo in presenza proprio di un mostro sacro della letteratura italiana e quindi abbiamo anche una certa emozione che traspare chiaramente da tutti i nostri volti, però siamo entusiasti perché ancora una volta il liceo classico Empedocle si presenta come leader nella formazione dei suoi studenti, perciò li pone a confronto con queste penne magiche, possiamo dire, che lasciano ancora oggi un'impronta indelebile nella formazione delle coscienze delle donne, perché Dacia Maraini ha un'attenzione particolare, un'empatia particolare nei confronti delle donne e delle storie delle donne, e chiaramente questo non può lasciarci indifferenti, quindi siamo certi che oggi, grazie al lavoro delle insegnanti e al lavoro di squadra che tutto il liceo ha portato avanti, stiamo veramente facendo cultura nell'ambito della nostra città. Ma si parla ai giovani prima di tutto ascoltandoli. Secondo me è molto importante creare dialogo e non monologhi dall'alto, ma dialoghi. Infatti io con gli studenti sempre chiedo cosa vogliono fare, come la pensano, se sono d'accordo, eccetera. Poi in questo momento secondo me bisognerebbe rivedere la scuola. Per esempio il fatto che la scuola non insegni l'ultima guerra è gravissimo, perché noi veniamo da lì, è la nostra radice, e quindi bisognerebbe per esempio avvicinare di più la conoscenza della storia, perché poi la storia tende a ripetersi purtroppo, cioè la storia va avanti, si sviluppa, però a volte ha dei ritorni indietro pericolosissimi. Secondo me questo è un momento in cui in tutto il mondo, non sto parlando dell'Italia, in tutto il mondo vediamo delle tensioni regressive che veramente sembravano cose perse, abbandonate e dimenticate, perché la storia è andata avanti, abbiamo fatto delle conquiste di libertà, abbiamo delle consapevolezze storiche. In questo momento sembra che stiamo dimenticando tutto per tornare indietro, e questo secondo me ha radice anche proprio nella scuola. Bisogna insegnare ai ragazzi da dove veniamo, gli errori che sono stati fatti. Quando si conoscono gli errori si tende a non ripetere. In questo momento stiamo proprio sull'orlo della ripetizione di errori gravissimi fatti nel Novecento. Quanto è importante trasmettere questi concetti ai ragazzi? L'abbiamo vista poco fa proprio rispondere alle tante domande dei ragazzi. È importantissimo, il futuro è loro. Io sono al tramonto della mia vita, quindi per me è importantissimo. I ragazzi, è la scuola, è la costruzione del futuro, sta nella scuola, non nelle famiglie che sono in crisi. La famiglia in questo momento è in crisi, quindi bisogna puntare sulla scuola. Non mi sembra che si stia facendo questo. Vogliamo parlare di questo libro? Parlare di questo libro l'ho cominciato tante volte, poi l'ho lasciato, poi l'ho ripreso, quindi è un libro che ha molti anni, ma mi faceva piuttosto dolore riprenderlo. Invece adesso, proprio perché tirano aria di guerra, ho pensato che dovevo finirlo, che dovevo dare una conclusione a questa, testimonianza, e l'ho fatto, e mi è sembrato giusto farlo. Che ricordi incancellabili della sua prigionia in Giappone? La fame, forse la cosa. Noi stavamo morendo di fame, no? Non sto scherzando, perché 20 grammi di riso al giorno senza né carne né pesce né uova né latte né frutta, niente, solo quello
certo punto il corpo si ammala, no? Noi eravamo malati di beriberi, scorbuto, si perdevano i denti, i capelli, i parassiti vengono addosso, quindi la fame è forse l'esperienza più sconvolgente. Poi le bombe, perché lì gli alleati bombardavano tutti i giorni, e poi le umiliazioni, perché loro ci trattavano come fossero nemici, anzi consideravano nemici della patria, perché mio padre e mia madre non avevano firmato l'adesione alla Repubblica di Salò e quindi erano considerati traditori. E lì devo dire, mio padre è stato straordinario e coraggioso, perché a un certo punto, conoscendo la mentalità dei samurai, si è tagliato un dito e l'ha gettato addosso al capo della polizia, e questo ha funzionato, è incredibile, no? Ma si chiama yubikiri, è una tradizione giapponese, e in effetti dopo una settimana ci hanno portato una capretta, che è stata la nostra salvezza, perché faceva un po' di latte vitaminico, proteico. Questa è stata una sua geniale idea, poveretto, per poco non moriva dissanguato, però. Cos'altro le ha dato la forza per la sopravvivenza, per non morire? Guardi, in un campo di concentramento come quello, che era durissimo, non è l'esterminio, però è durissimo, o si impara a sopravvivere, è un'arte, è una tecnica, è una strategia, oppure si muore dentro, perché si può anche non morire fuori ma morire dentro. Io ho avuto la fortuna di avere due genitori molto energici, forti, molto di tempra vera. Beh, se voi pensate che in Giappone c'erano in quel momento 3.000 italiani, va bene? Sapete quanti non hanno votato, non hanno aderito alla Repubblica di Salò? 20 persone. Tutti gli altri hanno ceduto, hanno detto vabbè, chi se ne frega, è una formalità. I genitori miei hanno scelto di rimanere fedeli alle proprie idee. È stato un atto di idealismo di grande forza, no? Questo per esempio per me è stata una guida per la mia vita.